mo di muoio. Sì. Chissà che io ti chiamo queste volte. Ah, signor, ti prego, vedi che diavolo muoio. Fa casualità ci, cammina ti san e dai diavoli. E se proprio, ascolta passare al paradiso, al purgatorio, fa che si purghi di cose e casuale in paradiso in pochino. Amen. Amen. E pensare che non mi devo disfare e facciare la Cesarina dal francese. Viade. Maria, io che la Cesarina dal francese aveva 90 vacanze, era dal 13 come santo le lì. D'accordo, ma è sempre una perdita. Una perdita, specialmente per il governo. Ma non sai tu che con che qualche giorno si va sono contenti. Una pensione manco da pagare. Ah, è stata sicuro l'influenza. A che tata aí un piccolo raffreddore, a sta poca buttarsi in bronchite scattarà fulminante. Ah, io no, io ogni anno, quando cade l'inverno, faccio l'antinfluenzale. Beh, non mi prende. Io senza un cassone che ti ampane. Tipo mai griso mi veni. Sai tu che ti dici io? Che i nostri miedi alla colpiti in Chiemò. Ma non sta di monale smoccatino. Io tu, c'è che mi tocchi di sentire. Ma e vuole adesso dire che ogni volta che muoio qualche giorno hai coppia da miedi? Ma insomma Maria, prima di partire per là di là, che l'hanno svisite tutti, sì o no? Alle miedi? E mi sa sto lì, per esempio, perché non si è mai venuti i nostri miedi dal cimitero, neanche il 2 di novembre. Ma c'è uso che sei pioccati, e saranno ben fazzi. Secondo me, è così, perché con cantiale la foto su pas lapides, e sa me che lui glielo chiamano di traverso, e dicono, beh, hai che il sacrabol che nos ha fatto crepare 4 volte. Ma non sta di monale su. Sì, ma basta che non mi tocchi come calzone che hai fatto snozza. Dice che sei tu insomiato. Dai, che non ha gioia non alzare. E andai un po' scherzare. Ma spiegati come? Come? Allora arrivi in paradiso e subito mi fai un'entrata a studi di San Piero. E tu qui sei tu, mi dici come che per qua. Io sei la cattiva chiara, io rispondo, no, è lui. A me non mi interessa sapere qui che le toppare. Io voglio invece tutti i clammes e volte. Ad il dermi sa me a tutti i studi giri, ma ieri rispondo, Caterina Fioretti. Beh, faccio sta, che dopo aver sfoato un libro in porca e che in confronto il messaggio al predi non è nulla, mi dici, a chi tu no, ma non è. Ma io c'hai? Io va via tutti. Veramente non mi pensi, ma non credo che per il 17 non potete la cavere non ti hai. Bene, faccio sta che dopo al clamo io di sotto in purgatorio. Cir e torna Cir, il mio nome non l'era neanche io. Beh, certo che a manco in purgatori vorresti in buoni cercati, Sì, non dici proprio in paradiso, perché con tutti i petezzi che tu vai dicendo a torda in che conosci. Nessuno perfetto, Ma qualche anno di purgatorio ti farai il nome che viene, Allora mi dici San Pieri, tu sarai sicuro segnare sul libro dell'inferno. Oh Signore, proteggete la mia anima. A te bene l'anima era la mia, non la tua. E l'ore? Allora c'è. C'è mu che l'ha da finire. E l'ha da finire, che dopo aver voltato dall'archivio, dal paradiso, dal purgatorio, dall'inferno, mio nome proprio te non le saltato fuori. Allora San Piero mi chiama e te dai voi, mi faccio. Ma si può sapere che l'ha detto bene? E il dottor Di Sodri ieri risponde. Come si capisce tutto, mi ha detto. Non sai tu che la manda sulla al manco il 15 di prima dell'ora. Ah, tu capisci, mucca l'ade? Ma io come in voi però, Maria? Sì. Arrivi là, preparare a cena. Magari si sentì più tardi, Va bene. no? Sì, capisco. Mandi. Capisco. E grazie del caffè, Maria. No. Ah, io non sei mica come la cattiva. Io non posso dire male dal mio miedo. Mi ha sempre fatto fare un grundigiano. E di malattie dai vudes. Hai avuto più malattie sia di che sono su l'enciclopedia dal miedo. Una volta mi ha morduto una viespe e si è restata scioccata. Un'altra volta
Sono venuta a torni con l'ambulanza a Sirene Spietales. Bevi i calcoli a ciste feriche grossi come due iuri di Pasche. Che volte si vede che restiamo. Eri praticamente con un petta a buge e con un sulle savonette. Ma se ti mocchi a contare. Ah no, io non posso proprio di nulla la mia miedi. Non mi ha mai fatto morire, giuri. Oh no, no, sto proprio là a domandare con le morte. Non tocci. Oh, biadente. Oh, Signore. Maria, che tanto mi dispiace, proprio da lui mi aveva ricapitato un grave buono, che non mi ha mai fatto al male neanche ad una mostra. Io sono sconvolta, Tiale. Io ti vorrei sentire, io, Maria. Ma cui saresti questo radom che non ha mai fatto niente male a una mostra? Cui saresti che santò? Ma c'è Maria? Non si dimmi che non tu sai nulla. E se non tu mi dici che vorresti sapere, io continuo a non sapere nulla. Io vuoi binare, come ogni binare, hai sfuato il lunare di fate il novino. Supposo una di voi l'era scritto per oggi grandi novità, si avvererà un vostro desiderio. Tutta chi? Ma finora non è succeduto nulla. Io, su, Maria, te non sta a dirmi che... Ma mi sa tutti quanti in giro. Non sta a dire che mi sono del nulla. Ma vedete, non sto a girare intorno a torno. Tira fuori che tu hai da dire e fare finire. Ma non sto a dire che mi sono detto, sei proprio sicura di non sapere nulla? Esattamente, io non sai nulla di nulla. Ma allora il tuo Gildo? Il mio Gildo, il mio Gildo. A sarà batti cartone dall'osteria come ogni sera? Ah, lui a savorare sicura, perché che tra una partita a briscole e una tre sei periodo c'è che si conti che malderzi. Da quando relati in pensione l'ha detto che non fa più nulla, come se prima avessi fatto questa cepadies. Ma manco prima mi dava le mani in chiesa. Una volta si occupava da zialines. E ti se la passione alla regliati, dicerà. Pensa di tutto. Aveva il coraggio di piedi, 3 giorni da prove di lui, quando cambiava l'ora legale. Perché non arrivava a mandarlo in davanti, quando aveva di tentare in ore. Come? Per non sbagliarsi, non fa già nulla di nulla. Ma Maria, non sta scherzando proprio in questo momento, insomma Maria. Non sta a dirmi che nessuno ti ha detto che... No, 10 minuti fa la Catin mi ha detto che in paese è morta la Cesarina del francese, ma era dal 13, ma vedete, non sta a fare commedia, no? Ma no, io Maria ci disgrazi, io ci disgrazi, non ti poteva capitare nulla di piezzi, ma per fortuna che sei anch'io, la tua mia Catin, coraggio Maria, coraggio, tu qualsiasi parte, io Maria. Io ti prego un po' di aghe, Maria. Ma per forza che si scogliessi forte, Zacchi, a meno che svitte Zacchi, lavorare a binare fino a sera. Sai io. Ma... E cattivo, c'è questa storia? Ma queste storie? Vedete, non sai nulla, Maria. Ma io ti ho detto, c'è un scattisio, hai provato a dire algo, ma io mi tabai non da stialine, se dagli anni dal sogildo, c'è diamo. E che carattere in davanti con che cambia l'ora legale? Ma allora sul serio Maria non sai nulla? Ma ascoltai un cantate. Volevo farmi la via con la cassella? Si può risavegliarsi o no? Io Maria. C'è candè? A voi io Maria, non sto ben pensato. Io. Ogni atto di uno è qui. Ma sono per te Maria?
Oh, già c'è bene di nuovo. Rose fresche per me? Che c'è bene, sì. Questo io dico in nome del segreto. E tu vi giutte, mi raccomando, non stavo solo in placcia con me. No, no, sto preoccupata. Poi deve arrivare, ma doglia manco 30 anni fa. A manco così non parlavo con mio Dio, vabbè che si dice che l'amore cura e non ha metà. Beh no, così, ogni tanto mi dà di che denaro, ma per me si sono sbagliati. Una roba è sicura, non è stato il Dio, Che non ti il mio uomo non mi ha mai regalato neanche un steccati che rose. No, Ma neanche magari un rose. Te posso lo dico mo? No. A meno che non siete picciati da soli. No, anzi no. Una volta sì. A me ha portato i fiori di zucca a volere che io impanasse per fare raggustare mia sdi. Ma è solo matarà. Ma ascolta mo. Io che a chi sono partito, non mi partito. Ma qui diavolo mi ha mandato. Prova io, che non un biglietto, prova dai un po'. Io, prova lei. Ah, beh. Aspetta che tu ce l'hai. Aspetta. Io. Allora. Chi? Il vecchio Quanto vista. Allora. Con tutte le nostre condoglianze, famiglia Bruschetta. Vedete, ci vuole lì condoglianze. Maria, condoglianze, se vuol dire che poi mi essi un morto in casa. Ma ti dicerai che chi di muore mi sa che il fu. E tu hai fretta che famiglioli. Di sicuro? Ma se sono sbagliati. Ma, Per me no, ma famiglia Bruschetta. sì, va. Aspetta che la smetta. Qual è la famiglia Bruschetta? Chi sono? Che sono Ah, come mi pensi? Poi. Allora da essi, il padrone dell'azienda era che lavorava il diglio. Ma io continuo a non capire, Qui è van. Permesso, buonasera. Buonasera, mandi. Condoglianze, mamma Maria, condoglianze. Ma c'è mo, non mi conosci? Ma sei Piero Gasbraide, da Medichino. Lavoravano insieme in bottega di Tony Bruschette. Io e Beat Gildo, c'è fine a fare, Beat Gildo. Pensa che era in tanta amici, no? Che il tuo Gildo lo diceva sempre. Io non bevo mai, a meno che non siete solo o in compagnia. E io facevo sempre compagnia. Io e Beat Gildo, c'è fine a fare, Beat Gildo, lasciami stare. Ma Pieri, ascolta un momentino. C'è sto detto? Di quelli non c'è carico. Ma insomma Maria, tra il Gildo sandese il paese. Non me noi, il Gildo da Tambiele e do il Gildo Menose. D'accordo, ma tu di quelli non c'è carico. Insomma Maria, ma volevo dire che la Maria... Mi sembra che la Maria non sei più nuova di noi. Ma vedete, ma io sto del nuovo tu. Oh, ascoltare, l'ho provata a dire, ma mi fa capato di non mi dolore. Ed è vero, Maria, che tu sei sconvolta dal dolore. Ma di quando l'ho c'è carico? Ah, forse da mesciati che mi chiappi il dolore, fulminando a svolare spintra mai dai taloni. Su c'è male. Ma no Maria, ascoltami, Sì. ascoltami, no. Sentiti un momento, cosa ti direi e stammi bene a sentirci bene. Io. Sì, grazie. Ascoltami, certo non è facile tirare la luce, lo speravo, giusto, però... Sai tu che fai io la sera quando va allo staria? Non sta dimmela a me, il mio Gildo va ogni sera. Proprio così, e in giorno, grazie. E in giorno, e c'è fare il Gildo con calente lo staria. Ah, il rosario non lo dici sicuro, beh. Brava Maria. E invece di dire rosare, può capitare che al butti io qualche aiuto. E quando al butti io qualche aiuto, c'è molto vento. Ed io, prima allegri e dopo ciocca. Esattamente. E quando lei dallo stare c'è poi succede. Ah beh, hai conven che con l'aria fresca si sveglia fuori, perché che se arriva a chiave ciò, mi chiate vestire da festa.
28 al 10. Ma ogni tanto, invece di svegliarsi fuori, può passare da un lampo da vita al sum eterno. Ma, Pieri, ascolta un momentino. Ma hai bevuto in gettus, no? Io non riesco a capire che tu stai dicendo. Insomma, fa le curte e sì, è ben al dunque. Insomma, io ero presente. Eh. Perché mi lo della luce dal tabacchino. Sì, è il Giamminio della luce. Sì. Oh, e c'è della Russia che savie, che gazzettino al paese, che contabales, che campionesse mondiali per te. C'è cadetto? Il Beat Gildo. Beh, veramente non è mai stato sciolto. Che 4 franc da pensione, io spin, due te lo staria che clochard. C'è dici, ma Maria, che era così buono. Ah sì, una volta era buono, a modo so però. Pensai, quando si maritava, a me domandare la che voleva fare il viaggio di notte. Io gli ho detto mi sta all'esposizione di Napoli, poi io per Sicilia. Sapevi che l'ha fatto per accontentarmi? Ti ha portato a Napoli. Ah sì, capisci. L'ha dato me in un'agenzia di viaggio. L'ha letto le pliant, l'ho verso per tavole e mi ha detto, una vestita di Napoli, pronti, bello che calè. Ma io non ti levi mica così, beh. Un io che ha te lo copi, io da reis. Non c'è bisogno, Maria, non c'è bisogno. No, perché? Perché non avete bisogno? Perché insomma, perché lei è già morta. Ecco. Lei Il è già Gildo, morta. Sì. il mio Gildo, le morti Sì. e io di il mio Gildo. Ecco. Pensa, Maria, che lei era così buono che ti ha sparagnata a fare ieri con Paolo. Ma Pieri, ma busto lì, che mio Dio, ma si è chiamata a bastonare sul chiaro, per farmi sparagnare a fare Pieri, non sta lì. No, Maria, non sono stata bastonata. È stato un motocarro che lo ha chiamato proprio fuori dallo staria. Allora ha stirato per l'asfalto e soppressato come se fosse stato un fuori di chiaro. È passato da terra, cioè dall'asfalto, al paradiso, c'è di un cic. Ma allora? Maria, allora tu sei sveglia? Impensiti però, iscriviti all'associazione delle vedove cristiane. Assicciati in parrocchia ogni venerdì. Sì, e se tu sapessi c'è belle prediche che non faccio in gosti non gaudenzio. Coraggio, Maria, coraggio. Ormai è un anno in circa, il tre per te. Per me, e ci sarebbe diventato un anno, ho squembeio un piede per di qua. E noi hanno infatti qua, c'è mio Dio, le ingate. Pensai, ma non l'ha mai voluto fare l'assicurazione su povite che il sacro Sant'Om. E non ha mai voluto sapere che il Ciaron. Mai. Ti resterà manco la pensione, Maria, dai. Sì, ma miege però, non me lo reversare. Cioè, invece di mangiare un pagnocchio, scugnerai mangiare miege. Invece che un cunetto di pansette, niente. Ma... Pace e bene che ci sia. Ok. Ma sono ridotto pace e coraggio. Coraggio, Maria. Quando la luce del tabacchino mi ha detto di Gildo, non volevi credere. Allora ho detto subito a mio moglie, andrai a cavare su una palanime, perché con i nostri parrocchiani le svolate in cielo. Certo, però Maria, che il tuo Gildo non se lo vedeva mica troppo bene lei. Ogni tanto quando lo squintravi, e ci arrivi ora chiacchierare dal Signore, per poter recuperare la pecorella smarrita. Ma che piove, Maria, che piove, non arrivavi ad ora mai a fare l'entrata lo vedi. E dicevi, Gildo, giusto, dimmi che è un uomo senza la fede. E lui mi ha detto, Signor Santo, dice, un uomo senza fede è un uomo che non è sposato. Sentai, Dio Santo, Grazie. deve esaltai? Volentieri. È sempre stato E gli detto, Gildo, prima o dopo il Signore ti manderà un segno verso presenza. E lui però mi ha detto che lui con un segno ho preso innanzi un segno. Ma Gildo non sta chiacchierando così, dicevi, io sta attenti, il Signore è perfetto. Proprio perfetto non dice resto, Signor Santo.
Ma parcemmo Gildo. Perché l'ha fatto un errore. Ma quale errore poi avevi fatto il Signore? Alla creare una femmina di Gesù. Alle sempre stato originale, vabbè. Però aveva ragione. Siete che vogliamo, Maria, Io, coraggio parere. Leone di una che va di. Io, già qui Maria, già c'è biale corone. Siete. Io dico che l'ha mandata qui. A Gillo i coscritti della classe 1937. 37. Biale, no? Veramente? Sa scrivevi a Gildo, i compagni di Esteria, era la stessa roba. Te vuoi a capire, sa? Maria, io che fra qualche minuto lo porterò anche in chiesa. Allora toccherà parecchia un biglietto, Sì. per poi allo sole, parecchia andare. Mi raccomandi la corona del rosario in fra le mani. Non sta preoccupati tu, a voi io di ossa chiati qualche duca non stanno in mano, Lo fate da una sì. scovata io. Grazie che io. Noi Mario, alle signore che ti manda. Ma adesso vedi dentro un lampo in chiesa di Maria, non avevi bisogno di una mano. Sì, ma ho capito, sì, Prego no, Mario. giù. Deccale Mario, Maria. Buonasera, buonasera, Mario. Non sei, non sei attenta qui. Lui sono santo, non sarà messo sotto di mano. Oi Mario! Hai succeduto una disgrazia Mario, anche ammazzato il biagildo e uscito dall'osteria. Condoglianza, poverino. Becca sin da ora parecchio a letto, perché che tra poco arriverà la salme. Perché il motivo chiamato dentro? Oh, c'è notizie scagliare, non posso credere che c'è proprio da lui al buon Gildo. Calera è così buono, quando Calera io mi ricordo Maria, quando mi ha insegnato a Tomieci, che aveva dato le risette pasialine. mi ha detto? E passò diavolo. Dopo state a me vontaia, buon, cacca, giuri, cacca. Inteso, io Ma sono braccio. per queste circostanze. C'è tante sciocche insieme che mi fanno col Gildo. C'è tanti. E quando le scende l'osteria tante volte, una fatta sto salma che no? Che la mungitrice. Sì. Che l'ha attaccato la mungitrice. E dopo, quindi si le sta con queste drotte. Oh, ci tieni qua. Faceva? Una da occhiata, non faceva. Ma sarà bene. A come che la chiesa a questo Maria? A tu varrasti pensare di mettere? Noi facciamo una via lapide. Ah, chiaro, mi parlo già di ordine, una biele drette di marmo, no? In bande un ferral dubbio illustri possibile. Un po' più in qua un gran vaso pieno rose, no? Fresche, mi raccomandi. E dopo dal miezzo una biele statue alte 2 metri da Madonna Dolorade, no? E magari tutto intorno una bella aiuola di orchidee. E se no una biele tomba familiare. Sì. Col puesto egli per te. Tu vorresti nome di metti, la tua fotografia, la data di quando tu sei nasciuto e che è da tua morte. Beh no, che è da tua morte no, che la metterà qualche donati dopo che sei morto. Ma col male. Ma magari potresti in già passare un incarico, la vedute? Contente Maria? Sì. Ma posso essere una contentezza? Ma senza fu! Se la tomba di famè, ma se sto chiamando parte il muto quarantenale da chiesa, ta tiere non so terre che lei, ta nude e freddi a tiere, a te che, anzi, è da rane mancia becchino perché fate la bugia 2 metri più forte. Maria, capisco che tu sei sconvolta dal dolore, ma non ti squesti di queste robe. Proprio come che sta arrivando la salma. Ma... Dica io di cui fai come? Dai, coraggio, Maria, coraggio. Siete cattivi. Ci sono che robe, sai? Se sto guarda Maria, sono i lavaros. Ma spegni iesi che le associazioni del paese, non mangi mai il funerale. Che è che devi al pinzi, tu? Sono scartata abilità. Perché? Bevi qualche malattia? No, era insufficiente.
Insomma, avere madre se come un cloud, dopo me la metto su un bel po' di grasso, quella roba che facevi da mangiare. Guagne, trippe, musette, pansette. Sì, e grazie a San Maria? Ma io non hai mai sentito che grasso a sacco facessi finire con chi non sotto un montocaro, Beh, che è vero. Ma e che ha te? Spiego che? Ah, aspetta che lei. AIDS, Associazione Italiana Donne Sopravvissute. Ah, hai capito? È l'associazione, la Sveglios. Ma e ci c'entro io con la sveglia? Maria. Insomma, Maria, come sei detto che tu? Oh, e non mi pensavi più. Poi le sarà Poi è che ricade, no? Forse ti riesci a stare sul casco e non a letto. E la scena che la Maria ha scopri solo sul pianto liberatorio. Maria, non ti la scena, no? Tornei. Mandi tanto, saluti. Mandi. A voi Giove Maria. Se sentite dopo sto bisogno di altro, grazie, sai che la grazie. sposa mia sono sì. Grazie. Mandi video. Mandi Maria, Grazie mandi. Pier, grazie. Mandi Maria, torni dopo, Mandi, sotto tirare mandi, sì, requisiti. grazie. Io... Sognerai fare su serio qualche mese perché via Dildo. E manco il mar che c'è casavesi noi. Hai fatto una superazione su passovite. Non sarà una cerveccione, ma manco da sistemarmi da qui in avanti. Manco male, Maria, sì. Va bene, pensavo antica di che iratici. Ma non è certo un pettiamo mortale, pensavo che ne chi le persone, Tu hai ragione. Anzi, aspetta, ma me la droga da poi spiare. Sì, fai normale, sì, per loro Scendi. fa normale. Sì. Aprite. Telefono e già. Aspetta. C'è giornate. Vado giù per riordinare la cattiva. Allora, ma sì. Lei, due. Ecco. Assume. Pronto? L'assicurazione alla previdenza. Volevo dirle che il signor Gildo Menossi è morto defunto sotto un motocarro e io vi ho pagato l'assicurazione e ora dovete tirare fuori i soldi. Come? Passerà un agente? Quale agente? Della polizia? Dei vigili? Ah, della compagnia. Così va già meglio. Va bene, grazie. Cosa ha detto? Si è pagato il premio. Ma quale premio? Ben voi dovete dare il premio a me che vi ho pagato tutti questi anni senza perdere una rata. Cosa ha detto? Condo. Condo cosa? Ah, condoglianze. L'ho già sentita questa parola. Grazie, altrettanto. Guardi che l'aspetto. Mi raccomando, tutte cartelle da 100 euro, belle, lisce, appena uscite dalla fabbrica. Arrivederci. Oh, là, brava Maria, le così che si scolpa, si decise, c'è peso palenghe. Pensa tu, c'è disgrazia che mi doveva capitare. Là finì so di un motocarro. In cemò, so di una macchina, magari che sbiela le lugne dai sollecitati. L'assicurazione aveva sparato di più, giusto? Ma che mal, no, so di un motocarro e magari c'è assicurazione. Io la Margherita, che è dal Saletto, Sì. quando il suo Giustino è andata a finire so di un camion di che grandi, scombei tirata al manco 50.000 euro, va. Mio Gildo, so di un motocarro 40.000. Sperino. E buon Mariutte non sta lamentati. Pensa se è posata a finire solo le biciclette, no? Ah, poi si sa, quindi allora che stanno le grazie. Magari vorrei un pante che e spero che manco lo avevi bicchiata a me, perché che la doccia la faceva, non mi quando tornava a casa dall'osteria, so da ploe e senza ombrene.
potresti fare una messa ogni 10.000 euro. 40.000 euro, 4 mesi. E se arriva a 50.000? Ah, se arrivi a 50.000, potresti chiamare la banda su una funerale. Hai già capito. 3 mesi, uffici, lapidi, funerali, i 40.000 arrivano a 30. No, Maria. C'è bandes e qui 3 bandes. Ascolti, Maria. E fate una pelliccia? Pensa solo che questa è la volta buona che tu ti compri la pelliccia, Maria. Poi bravo mo a scollarci che hai servizi da fare. Se io dico dopo, sai Maria, guarda. Non sta preoccupato, sai che la sposa mia non ti lascerà mai da sola, sai Maria. Mandi, Maria. Gusto io che la veduta ha ragione, che la volta buona che mi fa la pelliccia. No, dice, come che mi ha regalato che pedoli, pollici, 5 di matrimonio. Io non avevi tanto tormentato, perché tutte le smesse mie avevi una pelliccia e io avevo un capoccio strinsi che lo vorrei già votato 2 piazze. Finché si è deciduto. Le là del video vecchiato si è fatta tutte le spese dai conini che aveva copato il mese prima e con le sue mani ha tirato ad una pelliccia e mi faceva sembrare al naso. Infatti non credo di avere mai metture. Dunque, 5.000 euro per pelliccia. 1.000 euro parlai io del mare e non l'hai mai io e mi hanno detto che le colmaraso di aria fin sull'orlo, 500 passatore, dopo tutti i fondotipe, poi adesso là da parrocchiare fammi la permanente, dopo chiavi che 2.000 euro scarica al cassellino e con cui poi adesso ce la fa un... E si può sapere femmine quanto la sei? C'è cassellino che tu te di 2.000 euro? Ma sei tu Gildo? Ma sei tu sicuro di essere tu? No, non sei Gildo. I sei sono mai stati re d'Inghilterra. A mia madre però la corona l'hai perduta 10 minuti fa all'ultimo raggio di briscole dall'osteria. Ma tipo Maria, sei tornato in bambino dal doppio? Oh, io non sai se la anima si chiama purga o no. Ma c'è. Sei tu spirito di Gildo? Di spiriti qui vedi intorno un bel poco, ma c'è che si le gambe che mi vanno a trabucos. Però io vorrei che le gambe che non mi reggino per via da spiriti divini. Però voi a funzioni un bene un po' fiavo. Non fai che niente talmente da stasi. Che lieta io le parlo. Perché se no la sei c'è solo. Per assemblea come perché? No, che sroge da chi son parlo. Ma è che sto andando? E se ne ho saltato il contatore, Maria. Ti ho detto 1.000.000 di volte se non a California o la lavatrice insieme che non te su. Oh, non tu capisci nulla, No, veramente che sto andando. Veramente? Quanto c'è una paralisi talente come? Sarei la prima volta. Ma miglior come che mai comunque, Ma una spiegazione si può avere o tocchi telefonare a cui? Stai bene, Gildo? Maria, tu sai benissimo che io, dopo un quartino di neri, dopo qualche quartino di neri, sto benissimo, ma mai stato così ben chiaro. Ma non senti, a volte non senti tu i freddi in te vuoi? Oh, ma niente un tic chiaro. Ma la muscolatura un po' rigida? No. Morbido, ben chiaro, come si. Ma un certo al chiaf? Ma adesso che va per un santo, come mi cerchi da chiaro? Scorti, sentiti, Gildo, che ti hanno generoso, senti. Ma tabai femmine, tabai mi, io non proprio, non ti capisci,
Ascolta, Gildo. Forse non tutti sesina qua, Ma guarda, mi hanno fatto. ma tu puoi essersi in paradiso. Oh, questo è impossibile, Chiara. Perché? Perché io ho il paradiso? Speri di non averti donne alla mia femmina. Allora, ma sei tu sicuro di noi siamo? Ma sei tu stupido, Maria? Ma infatti ci rovero, tu sei mai stato un Neapoli. Ma come? Se ti consigli di farti ore da un neurologo. Sì, tu sapevi, e mi hanno detto il morbo di Alzheimer. C'è che roba è? Oh, è una malattia che se non tu diventa scemo, come minimo non tu capisci nulla. È come se tu avessi un carul, tal chiaf che ti va in davanti, in davanti, in davanti. Allora, tu stai dimmi tu il parcello di queste rose, queste scandelle, queste Ma scorate. sarei manco il mio giorno che ti sto domandando. A son per te, Gildo. Oh, volete tanto? Nome per te. Ma che l'Alzheimer, il Mares, come mi state venendo a me come il morbo? Ma io continuo a capire un po', Allora, tornando un passo in da uno. A chi a son vignudes? La cattina e la bigliute disperate. Disperate. Oh, se non mai, come... Mi hanno detto che tu sei esciuta all'osteria. Tu sei andata a finire soldi molto caro. Tu sei stata ahí, secco come un baccalà. Pensa, all'arrivato per sempre mai predi. Ma e come tira fuori tutta questa stupidaggine, questa storia, sai? Gildo, allora della Lucy, La luce? La luce del tabacchino? Sì, Oh, signor, ma non conoscete, ma che peteccione, che grandissime conte balla di prima categoria. Che l'ha di Meis, la luce, è l'area da Giorgio Fai. Hai detto che aveva fatto 6 più 1 al super enalotto, e roba così. Sa pure ieri che giù la schedina sa. Sì. A tutto il paese. Sì. Hai detto Giorgio, ti ha fatto 6 più 1 al super enalotto, ti ha vinto 21 milioni di euro. Sì, ma è lui, il sacra bol, c'è contro la schedina, sparta bene a tutti. Ma sarebbe manco questo. No, ci licenzia dal lavoro. Là da unico prende macchine da chi a quanti là. Cioè, me, per fare corte, come lei, c'è il lavoro, chiamati debit, tutto grazie alla signora Lucia dal tabacchino. Ah, e c'è il smenteasi che la femmina di Giorgio starà in correndo a urlo per queste saldi bronzo in mano. Però tu vorresti stare all'osteria. E per forza. Ah, ecco. E dopo sei venuto a casa dritto. Boh, dritto proprio no. Ti chiedi a Trabucs, per via degli ambas, che noi facevamo in con guerra, insomma. E sai, dopo, mi squignuto per il tai più. Mi squignuto. Per consolato ogni pastore, stai a tocciare bruschi proprio, Arriva a casa, viene sul portone, calciata la sogginetta, tirare l'unghia sul pavimento. E gli ha fatto un colpo. A Ginette? Al Tony gli ha fatto un colpo. Era lei, muerte stecchite, coi voi spalancati. Ma somigliava che non ce l'ha se dicesse, ce fai l'arresto tu, come c'è la sogginetta. Pensava che non era così buono. E viene portata addirittura dos questutas che viene fatto bolli allo staria, che pensi gli eviti. Certo, sì che noi costava troppo mantenere, dos quest'utes. Sì. Avevamo la sobbiale tiadena intorno a quello. No, poi però ti abbiamo dato. No, ma veramente pensi che fossi stare da uro, però bastava per non farci stampare. Io, ma l'era così geloso. Ah, ok, Sì. questo non se l'ha mai detto veramente. Avevamo la sobbiale pelliccia dorata, il sobbiale per biondo, Ma abbiamo, hanno varato di farsi la cerette, no? E poi si dice pure, femmine pelose, femmine virtuose. Beh, virtuose proprio non dice adesso. Perché da qua che si deve portare a casa, era già fuite 4-5 volte, tornate sempre in sinte. Comunque un giro di maschio, sotto impressionante. E allora
Lui che è virtuoso era un po'... Ma continuava a tenersi donne, sì? Era talmente affezionato, non sto fare. Mi sarei ben piaciuto di te. C'è che tu vorresti fare se la tua marito fosse stare come la Ginetta. Di sicuro non vorrei potuto a te una femmina più infedele di lei. Ma dice femmine tabaino come? La Ginetta? Maria, razza di sturnite! La Ginetta era la sociagna, la ciagna di Tony. E allora finisce di dimonare proprio voi che tu sei morto. Io non dico, il tuo parole, il bruschette, andiamo a dare las roges. Porca miseria, è di lui! Sì, e c'è lui di persona la sa portare, E come? Che ci fai? Ah, di sicuro, non può ritornare a mandare da tutta la roba, c'è già resta lì, che la vita pareggia. No, ma questa è proprio vero, cioè, per me sei vivo e come per tutti gli altri si sei morti invece. Proprio così, Paese così, Maria? proprio così. Ciò, ma che ci fai? Come? Ascoltami, Gildo. No, ascolta, andavo cinese, come? Io qui, col resto da mia pensione, hai fatto un'assicurazione. Magari sono fatto vittima. Magari c'è come, Maria. Senti che ti chiesto come? Cioè, io non ho mai sentito tanta smonata, tutta sentuna di. Ma Gildo, ma non può dare resto fa finta di essere morto. Ma fa finta di essere morto. Ma ti rendi conto che tu stai dicendo, Maria? A tutto il giorno ci roventa bene la scovaccia, come? Ma e allora tu vas tu a dire in faccio che tu sei sincero vivo. E all'assicurazione che hai fatto non pensi tu mo. A Sarancio sta il bezzino. Su, No, che tu ci fai? ascoltami, tu vas di là, tu metti vestiti che da fiesta, che è nero. Tu lasci dentro le sbalute di naftaline, che al manco tu pucci sul tipo di moi. Da morto? Ma vamo Giglio, dai, fai di corsa che subito arriva sicuro qualche giorno. Ma la scarpa, se scarpa schimbere, stai vestendo nero, la scarpa? Ma non importa, mostri mai io tu muore Salvatore, tu vamo Giglio, vamo, va. Voi, E finisci. e ti appena, un vestito che l'ha visto. Abbiamo cambiato i cops l'anno passato, chi dentro non verranno più, vai, muoviti. No, mi voglio. Va, muoviti, che arriva qualche giorno. Sì, signor. Muoviti, vamo, ubbidisci. Oh, c'era. Signor, ti prego, vedi di noi, perché che qui, o ben diventi sos, o non ha finito in galera. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tuis, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, prega per lui, peccatore. Ma veramente vi diute l'Ave Maria dice, prega per noi peccatori. Beh, io, Maria, che tuo dillo non era farina di forchese. Anzi, stavo lì proprio di le tutte, la regge un po' triste. Sai di che volte che l'ha portato il suo amico in talpe, no? Che era completamente uguale a io di un film. Sale perché alla regge pedoni. La di dopo carnevale a passare a toli su luci coriandoli. Ma facciane loro. E io do prove come certe iene che per sparagnare. Oh, Signore. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tuis, Iesus. Pensa, Maria, che tutte le volte che mi chiamavo per strada mi dicevano il monaco. Che ti dice che c'è che mi ha detto? Ah sì, mi ha detto, no? Vidite, io che non esiste in femmine brutte. Dipende non per la trostai che tu bevuto. Ma tu capisci, tipo che l'ha tagliato. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Io però non ho mai capito che vuol dire peccatoribus. Ma peccatoribus sarà un autobus pieno di peccatori che va a guerra fin dall'inferno, dice io.
Santa Maria Magdalena. Ma sto in totale, Maria. Re come eterno, Gildo sta fermo, se qui starnutisci, qui male finisci, re come eterno, Gildo sta fermo, se non fai il morto vero, ti ammazzo per davvero. Ma io non ho mai sentito che Re come eterna chi ve? A Leckel dal Consiglio Vaticano II. Ma Re come eterno, Gildo sta fermo, se fai lo stupidello ti rompo il cervello. Re come eterno, Gildo sta fermo, se non fai il morto vero ti ammazzo per davvero. sempre il Consiglio Vaticano II. Sempre il Consiglio Vaticano II. Avanti. Messo? Buongiorno. Buongiorno. Ci presentiamo. Siamo i commendatori Agostino Tristani e Osvaldo Brosciatti. Siamo i titolari della ditta L'Eterno Riposo, che da più di 100 anni si occupa del servizio delle pompe funebri della zona, specializzata in decessi violenti, tranquilli e di altro genere. Per noi il defunto è la nostra specialità quotidiana, è il nostro pane quotidiano. Più cadaveri ci sono, più pane mangiamo. Potremmo gentilmente sapere chi è la vedova Fortunata? Sono io la vedova. Fortunata non lo so ancora, dipende come andrà a finire con l'assicurazione. Beh, innanzitutto volevamo omaggiarlo del nostro cuscino di rappresentanza. Ma facci pure, facci pure. Plango, plango. Prego, accomodatevi. Allora, cominciamo. Le mostro il nostro catalogo, che come vede è a colori, per dare quel tocco di allegria. Ma da dove cominciamo? Dalla prima pagina direi. Dalla prima pagina. Cominciamo dunque dalla vera dimora del defunto, la cassa. Guardate signori, su questa pubblica piazza vi presenterò prodotti che sicuramente non avete mai usato in vita, ma che scoppierete dall'impazienza di poterne usufruire in morte. Ce ne sono di tutti i tipi, vi espongo i principali. Prego. Cassa tipo 1. Cassa in mogano rivestita internamente di velluto rosa shocking e di broccato. Maniglie lacate in oro zecchino, scolpita a mano da un artigiano locale e grande croce di plata. Predisposta internamente con riproduttore stereo, con cuffie incorporate, riproducente musiche gregoriane e canti funebri. Volendo c'è anche l'opzione rock. Cellulare incorporato per chiamate da parte del defunto in caso di risveglio per catalessi. E il microonde? Il microfono. Certo, ho capito bene, signor Pomparo, il microonde, perché se per caso dovesse svegliarsi in cotolettis, mentre attende che lo recuperino, si fa una bistecca, giusto per rimanere vivo. A questo le confesso che non ci avevo proprio pensato. Riferirò in più. Bene. Continuiamo con la cassa tipo 2. Cassa in legno pregiato con radica di noce massiccio con rivestimento di seta. All'interno un televisore di 5 pollici all'altezza degli occhi della salma, sul quale scorrono le immagini del volto addolorato della vedova e del resto della famiglia precocemente lasciata. Ma è a colore o bianco e nero? Rigorosamente a colore, sì. Il bianco e nero dà più il senso del lutto. E poi costerebbe meno. Il costo della casa tipo 2 è di 4.000 euro, IVA esclusa. No? Ma, signor pompista, mi scusi, invece di stare a leggermi tutto il suo catalogo, salti pure all'ultima pagina e mi legga la più economica.
Allora, abbiamo la cassa tipo 64, è questa. E non ce l'ha 90 o 100, tipo. Spiacente, signora. Il tipo più infimo è la 64. E allora mi lega la 64. Cassa tipo 64. Costruita con scarti di legname raccattato in discarica comunale e disinfettato con pennellata veloce di alcol denaturato e trattato l'uopo per uccidere i tarli. Cosa sono quelle robe lì? I tarli, Mariutte, vorresti dirsi come una specie di baul del legno, una sorta di carulmo, via. Sì, perché il loro rumore disturberebbe il sonno eterno del defunto. Continuiamo. L'interno è rivestito in legno che poi è l'altra parte dell'asse esterno e le assi sono trattenute da chiodi raccattati nei cantieri edilizi della zona, cui prima è stata preventivamente asportata la ruggine. La croce sopra è disegnata con gessetto bianco da scuola. Tutto lì? E cosa pretendeva, signora, una cassapanca intarsiata autentica del 600? E a palanche quanto viene quel tipo lì? 150 euro. IVA esclusa? IVA esclusa. A me va bene quella. Ma non si lamenterai il Gildo, Mariutte? Che provi a lamentarsi che fattocchio e dopo a farci conto con me. Ma scusate se vi interrompo, signore. E per il caro fulmine, avete delle richieste particolari o di vostro gradimento? Abbiamo delle vetture che vanno dalla limousine alla Ferrari Testarossa, ovvero carro trainato da pariglia con 8 cavalli bardati di nero e poi giù giù fino alla 500 con portabagagli. Lasci perdere, caro funebre, signor Pompadour. Per il Gildo basta una carriola, una carretta o un motocarro. E per l'annuncio sul giornale? Quale giornale? Il Messaggero Veneto. A meno che non vogliate pubblicarlo anche sul Gazzettino. No, non vorrei pagare doppio, no. Signora, abbiamo dei testi già predisposti. È mancato l'affetto dei suoi cari, Gildo Menossi. Lo piange la vedova inconsolabile. No, stop. Al testo ci penso io. Scriva. Finalmente ci ha lasciati Gildo Menossi. La vedova allegra lo annuncia a tutta la gente che lo aveva conosciuto e che capirà era meglio perderlo che trovarlo. Ma Mariutte, mo c'è stato di sì. Non ti sembra un tic masse? Perché lei? Il massa non le mue. Anzi, scriva, signor Pomposo. Sì. Non fiori, ma opere di bene. Saranno graditi formaggio, musetto, qualche murello di Luania e affettati vari. Ma mi pare un testo alquanto originale. Perché? Guardi che il mio Gildo, in quanto a originalità, non lo batteva nessuno. La testa non ce l'aveva mica tanto a posto, sa? Guardi, anzi, lascia perdere anche il giornale, che qui basta la lucia del tabacchino a farlo sapere a tutti. E per la lapide? Che facciamo? Ce l'ha una foto del defunto? Sì, la foto. Come dire che il Gildo avrebbe speso dei soldi per andare dal fotografo. Pensi, Bigiute, per sparagnar mi aveva più volte raccomandato di farlo sotterrare con la blusa di fuoco. Oh, signor Benedetto. Ma scusate, sulla lapide dovremmo ben scrivere qualcosa. No, non scriva niente. Scriva solo che è morto e basta. E se proprio deve scriverci qualcosa, scriva. Qui giace Gildo Menossi, nato da pochi ma onesti genitori e morto sempre e comunque troppo tardi. Benissimo, signora vedova. La salutiamo con i nostri ossequi e che la pace sia con voi. Grazie. Arrivederci. Per Spagna. Arrivederci. Arrivederci. Ci lei? Coi vostri ossequi. Ma forse voleva dire esequi? Buon. Mariutte, io ho sentito a bonde. Ma voi, ascolte, Non sta preoccupati, sarà già il paradiso al mese di Buchisano, sicuro.
Lui ho già lui ho, abbracciata al suo san preferito, il San Giovese. Sicuro. Mani, Maria, violino, ma per funerale. Ma non dice che capo su. E qua, Io sé che stress e anima sdavi giute con tutti i sei rosari, la sostiacra sveccia, sanno lave, mi stava venendo un toccio il collo e che bruzza. Sta qua lei. Pensi mi domandi voi dal medico. Ma Gilda, ma razza di stornì. Hast du mai avuto un muarca al vada al medico? Ah no, è vero. Prima togli i malati e dopo il pezzo ben lui a fargli crepare. Ma dimmi una roba, bien l'amore di femmine. Se mai di vedove. Ma bien l'amore di vedove. Ma tu mi metteresti in una casa di Lenfreit e piena di caruli. Ma Gilda, ma una valcheate. No. O sciorcon vuole che con la televisione a colore. Così si illustreresti voi per eternità con la svelinas. Sì, ma io non capisco le robe. Sono tante le robe che non tu capisci tu. Ma sapporti in oggi alla casa. Ma dopo qualche non vorrà mettermi i denti? No, ma tu hai mai avuto un muerto che lo porti in tal cimitero e lui va tranquillamente da ora. Sì, ma mi metti in casa, ma mi porti dal cimitero e dopo non è che magari mi sotterri. Ah, che se mi mangiava. Il giro volesse inumato al giardino pubblico. Stai io, Giro, stai io che mi sono carico. Stai io. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. Cerchiamo la signora Maria Baraccetti. Sono io, la Salve, signora. buongiorno. Buongiorno. E voi chi siete? E siamo gli agenti dell'assicurazione alla Previdente. Prego, comodate. Grazie signora. Grazie. Siete a posto? Comodi? A posto, signora, Qualcosa da bere? Un Grazie. caffè? Una lavanda gastrica? No, A nulla. posto? Sto bene così, signora, grazie. Bene. Ne lascio subito la coppia. Oh, che bella valigetta che ha lì. È lì che tiene i miei soldi. Soldi? Quali soldi? Quelli dei morti sotto motocarro. Signora, ma mi ha preso per uno di quelli che vanno a fare la questua per il 2 di novembre. No, forse non ci siamo capiti. Mi riferisco ai soldi che dovete dare alle vedove che hanno fatto l'assicurazione sui loro mariti defunti. Insomma, è lì dentro che tiene i miei soldi. Soldi no, solo documenti. Solo documenti. Quali documenti? Il contratto assicurativo e i premi che sono stati versati. Ma e i soldi? Ah, che sciocca. Quelli li tiene nel portafoglio. Cosa aspetta a darmi il mio assegno? Calma. Prima il mio collega le farà 4 conti e dobbiamo verificare, insomma. Vai. Allora, la somma che le spetta è 18.000 euro. Le va bene? E urca se mi va bene. Quanti anni aveva il suo povero marito? 74. Clausola numero 12. La somma viene dimezzata se il defunto non supera i 75 anni di età. I 18.000 diventano 9.000. Cosa? Cos'è questa storia? Non ha letto queste righe in fondo al contratto? Ma quali righe? Queste? Ma per leggere quelle righe lì ci vuole cannocchiale. Però ci sono e lei ha firmato. Ma? Ha avuto qualche malattia quest'anno il signor Giglio Menossi? Sì, da poco ha fatto l'influenza. Clausola 24. La somma viene dimezzata se il defunto durante l'anno corrente ha avuto qualche malattia di sorta. E da 9.000 scendiamo a 4.500. Ah, per me qui c'è qualcosa che non quadra, eh? No, quadra signora, gliela assicuro io che quadra. Sempre nelle righe da leggere col cannocchiale. Sempre lì. E qui c'è la sua firma.
Mi dica, quanti figli ci sono in famiglia? Nemmeno uno di figli non ne abbiamo avuti. Mi spiace, signora. Clausola 36. In caso di assenza di figli maggiori o minori, la somma viene... Dimezzata? No. Viene decurtata di 4.000 euro. Quindi i 4.500 diventano 500. Poi su questi c'è da versare l'IVA, l'ICI, l'IRPE, la tassa sui cani, le spese per la pratica e la marca da bollo. Insomma, vi lasci fare un attimo due calcoli. 100 più 20, 100, 20. Ecco, ho il totale. E il totale quanto sarebbe? Lei dovrebbe dare a me 750 euro. Cosa? Dare a me? Io a voi? Per forza, i conti parlano chiaro. Allora adesso parlo chiaro io. Razza di farabutti, delinquenti, mangiasoldi. Fuori da casa mia. Forse guardi che si sta sbagliando. Fuori da casa mia. Prenda la sua valigia e se ne vada. Fuori da casa mia, immediatamente. Fuori. Zitto e fuori! Noi ce ne andiamo. Tacidini e fuori! Noi ce ne andiamo! Fuori. Ma arriverà l'ufficiale giudiziario! Per me può venire anche il generale! Fuori! Ma non... Signora, dimenticavo, ci sarebbe ancora una tassa. Va bene, gliela do io! Le do la tassa del caffè io! Farabutti! Mangia sbafo, tradimento! Brutti! Fuori! Io, ma... c'è mucca si fa, che piace vecchio, maledetti delinquenti, io non si può. Permesso. E potete arrabbiare, Maria? Potete arrabbiare? No, sta fa caso, è il dolore, non sta fa caso, è il dolore, pagnocchi. Io non chiedo collega Gilda. Passa a me che guardi. Passa a me che ride. Lei era così brava e buona. Ha ragione di però, che quando si muove, si rilassa. I muarzi, a me senti i piedi. A proposito di muarzi, 2 minuti fa, si è passata a comprare spagnolezzi nell'Ustria. E che è giusto per tu? Pensa Maria, che ha messo in vetrina un cartello con i numeri del dito. Il muarto 40 volte, il chioc 24, l'incidenza per strade 83 e il pedoli 57. Adesso in gioia, cioè no, non si sa mai, no? Sì. Pensimi dopo quando tu torni in da ora ti do i pezzi. Pensi, Ah sì, sei passata questo partito in Roma. Da Lucia, a me detto che si è sbagliata. Non lei il tuo giglio che era stato sexo di un motocarro, ma che l'ha il giglio era también. Ma dici sul serio, Piero? Ma così a me detto la Lucia era tabacchino. No, c'è stato, Un permesso, Io vi la chiedo, mandi. Ma comanda, se arrivare in tempo a dire rosare, no? Faccio misteri senza regalo. Al sesto mistero. Io ho Piero che i misteri da rosare sono 5. Che da rosare sì, il sesto lei che non riviene a capire, ma l'ha fatta morire il giglio da Maria che comunque è stato in motocarro alla fine che l'ha il giglio también. Io sono morto che? Sì. La volontà del Signore, o misteri. Le svie del Signore sono infinite. E tutta la strada da porta a Roma. C'è centri e roba che... Ma, non sai, ma non mi viene solo risultato proverbio. Adesso, No, Oh, Signore Santo. buonasera. Mandi. Io mandi Maria. Bello piccolo il nostro Gildo. Al sabè un anno dal paradiso. Brava Maria. Io tu piacere che tu hai sbattuto la corona del rosario entre le mani. Si Dio santo, che non lo conoscete quando bene quando era lì. Che mi lasci dire a me, sa me avere un anno. Detto no, il Dio, all'era stemmi. Oh, c'è molta stemmi. Allora utilizza lo stare. Insomma, non credere al Signore. Allora si dice attimo Maria, no stemmi. Bravo, proprio che parole. Comunque sei passato per dirti che il funerale lo facendo domani per misdia 5. Non mai così tanto? A strie miei genitori la dicono che il Gilio la tavielle.
le morti che loro. Sì, ma lo sa detto. Anzi, come voi che hai Rosario. Salori se non mancano. Mani, Shoshana. Mangia. Sì, mamma, ti do proprio Gildo. Coraggio, Maria, coraggio. Io, lasciami la carta. Io ricordo, voglio, sapete, sì. Vieni. Allora, questa in Maria mi ha consegnato un po' di telegramma, sai? Io, tanta roba qui. Gioia, ma no, io c'hai, ma sarà che hai... Ma hai qua... Mazzi, le ha no, dai, Mario. Vieni, Sarà che hai qua, vieni, lei, dai. Allora, la P Associazione delle Vedove Sconsolate e Consolate porge alla collega le loro espressioni di cordoglio, assicurandole che la vedovanza non è così brutta come si può pensare. A tal uopo comunicano di aver fondato una discoteca denominata Vedova Allegra Club, aperta ogni sabato e domenica dalle 23 alle 4 del mattino, dove sarà possibile incontrare vedovi piacenti e selezionati in base al reddito. Assai ma la pelle per la liscia, la vostra calete. I buttiamo via, Discoteca Spoligiones. Mario, Allora la premiata agenzia matrimoniale Cuori Infanti da Reparare è lieta di offrire il suo catalogo con nomi e fotografie di arziati e arzilli pensionati, ansiosi di lenire la sua solitudine. Si assicurano esenti da AIDS, epatite B, epatite C e tutto il resto dell'alfabeto, sessualmente funzionanti con o senza VIAGRA. Mario, che io hanno anche in fare di malattie, a sé un'enciclopedia interna. A San Giacardo su allora qualche anno, buttilo via, ma buttilo Senti che la chi per plagei, Maria, senta chi ci noi inventi. La premiata ditta, la luminaria triste, si offre di impiantare su ogni lapide una luce che faccia compagnia alla salma nel giorno e nella notte. A seconda del listino si va dal lumino semplice alla finta fiamma, al faretto, al lampione finto ottone, fino all'impianto completo di luci psicadeliche da discoteca. Ah, mi immagino perché. E non rivenite a fare la luce di casa io. Dal scuro sta. Da scuro come la strada che faceva quando tornava a casa dall'osteria Ciao Maduro. Perché? Ascolta, ma leggi ma dopo devi vedere che sono venuto Sì. Allora ti leggiamo questo. Il famoso medico, Funesto Sepolcrini, diplomato in stregoneria e magia nera a colori, per il modico compenso di 100 euro, si rende disponibile a venire al suo domicilio per una seduta spiritica, per farle ricomparire il suo defunto e compianto marito. Gli potrà sicuramente parlare e magari riabbracciare. Ah sì, mi immagino di tornare a abbracciarlo. Sbreglo, brucialo immediatamente. Daga Brugenzo, dai mi cavi e via. Buon, io come voi, a quella assisti la bruna. Oh, assisto la Brune? Sì, la bruna, la me faccia. Ah. E dove resta da voi. Anzi Maria, tu non vieni a aiutarmi, Sì, dalle salire a volentieri, tirare. Però prima a correre non si dà tabacchino, Sì, pensi tu, sì. che fa che commissione. Venga. Perché voglio giocare. Non si sa mai. Grazie, buon, dopo. Allora si rende man per funerale. Mandi. Mario. Coraggio, Permesso? Oh, non serve, sono ragazzi. Angela, serve. Maria, sei tornata a passare per portarti qualche parola di conforto religioso e dalla benedizione al Gildo. Dai, Peppino, tira fuori il cavello dalla casante, su. No, io
di sorprendere. Alla chi, taccata a me mano, basta che lo dici. A me pare che più che un chirichetto, sei un chiacchieretto. Ho visto fatto il predi. No, io ho il papà o no è. Dammi cacca gamelle che siete finite. E il chioso? Per venerdì, l'aspersore? Ostie, rovini smettati in sacrestie. Venne a togliere la croce in pianta inglese, aveva tante presse, ma che la prossima volta, e poi già che scasicchiato in chiave di starci, non che la sarebbe sulla schiatta di Silvio. Come ci può facendo? Vorrei sdroppare C'è. un pinello, ma non è bene anche. Ma vuoi appalcarsi un pinello in chiasso Sto Maria. Un pinello. Trovi col pinello? Prova io dico vince. Io dico. Facendo avere una mappa. No, sì. Oh, allora, dove erano restati? Veramente, non vi niente attaccato. Ah, buon, allora, buon. Auditorium Domine, in nomine Domini. Certo che la sua è speciale che ha, chi? Ma c'è, ci vorresti di speciale che ha. Ma non mi sbaglierai, ma a me mi sa me dolce. E già a me mi sono meglio dolce. Ma chi è? Chi è? Gazzose, signor Santo. Gasose! Sì, Io- prima di esci da sacrestie, si è dismentati di mentilare il tagamel e quando lui al tabaiave con la luce del tabacchino quando queste fresche e fa la strada di corse, si è entrato in cucina e là entrare di gasose. Ma non vorrei mai pensare che a cattivo resti a fulla aliena. Ostinare di umore. Ma... Ai. Peccato chi? Che femmine, vi non insegnavo tu? No, non sapevo che quando si chiama la benedizione sai di tenere la botte scerate. Scere tu che bocci invece, brod lenghe di mus, us notte di giorno tutto pare. Allora prima venga a confessarmi. Ma c'è vorresti da confessare? E confessi che metto la gazzosa e tagamela poi da là, che sante, così lui, là, da segreto professionale, non potrà dire, non pari. Con te facevi conto più tardi, tegnoti. Ma Maria, non ti sapevi che la morte di Gildo sente una morte un tic strana? Si era fatto visitare al mio ultimamente. Sì, ieri è venuta la panza e sglonfe, che non le troppo. Le là dal medico, ma quando è tornata ha detto che la prossima volta sarà stata a farsi ore dal veterinario. Oh, perché tua Maria? Ma perché ha detto che aveva la citosi pallida? Oh, c'è malattia che? Non so. No, avrà detto forse cirrosi epatiche. Ah, Avven per solito che i capelli, Gildo con il bebè non si tirava dove, sicuro di no. Insomma, l'ha fatta restare così male. E gli ha domandato lui c'ha da fare per guarire. ci ha detto lui. E di fare il bagno sta portando. Perché? Sarei sicurito? Ah, non sarei sguarito, però si saresti abituato a stare sottiere. Ad ogni modo, la morte non squenfa poco, perché una volta morti, a svolare in tutti in paradiso. Ma se non faccio gli acqui di novesta, ce l'ha in paradiso. C'è centri come gli acqui di novese. Sacra volta peserà 140 kg. Parlare in paradiso a togliere l'elicottero, che le trasporti eccezionali. Elicottero non vinde a paura di morte. Va bene? Io non è per noi paura di morire, non ne voglio dire sempre quando succede. Finisci di stupidaggine. Dai che di un estremo saluto a via Dio. Signor, tu che tu sei la bontà infinita, quando il nostro Gildo arriverà al tuo cospetto, c'era un voli, anzi due. Per noi ce l'hai per chiazzala come tutta la sua vita e lascialo entrare al regno dei cieli. Amen. Amen. Signor, tu che tu sei buon come il pan, con che gli arriverà da sto sbandes, stroppiti il naso con tu un chiap, per non sentir sofflat, calpuccio di sgnappe e di vinacce, sprusso un tic di deodorant, ma lascialo entrare al tuo regno. Amen. Amen. Signore, quando il mio Dio arriverà da te, dopo non sai 3 miliardi di anni di purgatorio, cir di tenilo su e non mollare. E ci sei visto da sciampare qualche parolate, come che sta sciampare in qualche ciò. A manco il clown che di che sbandes non sei dimostraries. E qui sa che dopo morte non diventi più intelligente, manco il pedoli e manco il ciò.
E già che tu sei, davano in mano a esci da questa situazione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Fammi bene a dormire. Ma c'è la lei. Cosa succede? Oh signor, mi starà sicuro spietando lo storie. Oh. Ma ci stai facendo noi qui? È la prima volta che chiede tutta la servitù, Don Ghiovi. Già lavoro, il mio Dio l'ho risuscitato. Ma Maria, ma sei sicura che il Tom fosse morto da voi? Ma quando l'hanno portato dentro, gli hai mettuto una morale sul culo. Hai sentito che non batteva e hai creduto che fosse morto. Maria, il cur, a lei a sinistra, non di essere che tu hai trovato. E non sei mio, se no sei periodo che svolta che lo bevi un belegnaccio. C'è strona qui. E finire di dire stupidaggini. Ma nessuno ha fatto un gol di caffè per te. Io veramente devo preparare la che sante. Veramente casose. Maria, un miracolo, adesso c'è venuto un miracolo. Lo sapevi già, Pieri. Vero che l'ho risuscitato il Dio, ti ho detto. Ma c'è questa storia qui? Ma è stato il nostro Don Gaudenzio a fare il miracolo della resurrezione? Dio, il nostro prevosto è un angelo. Anzi, che voglio un sangue. Smettile, femmine di poche fede. Ma, Pieri, Oh, dimmi. ci c'è il miracolo che accade sto? Io, pensi più, no, l'emozione. Ah, sì, come mi pensi? Tenti d'ora, Maria, tenti d'ora. Hast du cura questo? Ma fin dove non sfada te, ma fammi sentire. A sinistra, Maria, a sinistra. Ma lo sai tu, Maria, che tu hai fatto una quaterna secchia con i numeri del gildo? Une qua. Senti vedere oggi, Maria, qua. Une qua, te. Vorrei sviglio. Tu vorrei svin quasi 150.000 euro. Legge di può lasciare. Ma quasi 150.000 euro. Oh, Maria, allora è già sciorciando. Queste volte lo si veramente a sinistra. No. Maria. Maria. Te cago. Ma appunto io che queste volte adesso c'è sul serio, Maria. Signor, via la testa. Maria! Chiamami Maria! Ma tu la casa Santo Gino, chi per solo? Con 150.000 euro! Che come facerai a bere un sei bravo? Vendomi! Addio! No, queste volte facciamo la parte di Lazzaro. Non ti do sicuro la soddisfazione della spindi i miei best per sopperire. Ma senti come vive Maria? Preferisci morire piuttosto che darti la soddisfazione di odio mia morte e non troverai sicuro la fortuna di l'alfabeto con allegri attorno. Con i miei best che da me pensione. No. Con i miei pezzi. I numeri, da c'è che mi sono messo di capire, erano che da me morto, non da te, erano i miei numeri. Sì, ma i best per giocare Pieri e Dazio, i miei che da me pensione. No, sono i miei, no, dai. Pieri, ven qua. Ven. Ascoltami. Ma sei tu avande bevi, Ma sei tu proprio sicuro che i best hai vinto? Sicuro? Ma veramente? C'è! Veramente a me viene della luce. Come? La luce da tabacchina.